Buona serata, bentrovati, eccoci all'appuntamento con il nostro spazio dedicato al mondo dello sport, venetoglobe.com, la nostra e vostra web tv dove trovate tutti i nostri servizi, le nostre interviste in modalità on demand, mentre sul digitale terrestre vi ricordo canale 95 per quanto riguarda Veneto e Friuli Venezia Giulia, rispondenti a Caffè TV 24, l'emittente del Nord Italia. Andiamo subito a vedere quali sono stati gli appuntamenti e le gare che si sono svolte in questo lungo weekend allungato. Cominciamo dalla Formula 1 con il Gran Premio degli Stati Uniti, terzultimo dei 21 Gran Premi, ha visto la vittoria di Bottas davanti ad Hamilton che ha vinto così il suo sesto mondiale. Disastro della Ferrari, Vettel KO per una sospensione, Leclerc soltanto quarto. Andiamo a Sepang invece per il MotoGP, si è corso con Marquez, già tranquillamente campione del mondo, ed è stata una passerella insomma per la penultima gara che ha visto la vittoria di Vinales davanti a Marquez e a Dovizioso. Questo inquadrato invece è Valentino Rossi che è giunto quarto. Nel rugby mondiale in Giappone, terzo posto per gli All Blacks per quanto riguarda il mondiale che si è concluso, quarto posto per il Galles. A Yokohama invece tra Inghilterra e Sudafrica ha vinto il Sudafrica che è salito quindi sul tetto del mondo vincendo la Coppa del Mondo appunto di rugby. E rimaniamo nel mondo rugbyistico, questa volta trevigiano, perché parliamo di Benetton e di Pro 14. La compagine trevigiana è tornata alla vittoria in casa contro Edimburgo per 18-16, al termine di un match combattuto e molto duro. Sentiamo il nostro servizio da Monigo con il man of the match, l'uomo del match, ovvero Nacho Brex. Eccolo qui. Quando ti ho preso in mezzo al campo mi hai detto ma non ho neanche sentito che ero man of the match, bella soddisfazione. Sì, ovvio, sì. Sinceramente non avevo neanche sentito e si vede che ero concentrato nel gioco, ma sì, ovviamente è sempre una soddisfazione prendere questa nomina. Ti ho anche detto che ti ho visto più che bene da un paio di settimane, che la voglia di giocare si vedeva tutta. Sì, ovvio, sono stato fuori quasi 8 mesi e ovviamente adesso poco a poco inizio a prendere un po' il ritmo di gioco, quindi sono molto contento. Che partita è stata? Perché a un certo punto è stata una partita veramente tosta. Sì, è molto tosta, è stata durissima, anche per la pioggia ovviamente non aiuta, è stata una battaglia di tutti i 15, penso che hanno lasciato tutto in campo, il cuore, il fisico, tutto quanto e si è visto nel risultato. Era importante continuare a vincere perché adesso insomma con 2 vittorie, avete perso le prime 3 però ci sono 2 vittorie, vi rialzano in classifica, ci sono gli Scarlet. Sì, ovviamente 2 vittorie è quello che avevamo bisogno e anche perché ci siamo trovati di nuovo con tutti i nazionali in questa partita e ci siamo trovati bene, quindi è un punto molto importante. Hai un record da migliorare con noi, quei 17 placcaggi che hai fatto, quindi a buon rendere. E speriamo, non sarà facile però, andremo avanti. Dopodomani, mercoledì, il capitano Sgarbi e il tecnico Bortolami, sempre della Benetton, saranno a Cardiff per la presentazione della Champions. Poi i Leoni saranno a Lanelli per giocare contro gli Scarlets. Dovrebbero rientrare nel gruppo Monti Ioane, Quaglio e Riccioni e forse torneranno disponibili anche Morisi e Zanni. Passiamo al basket adesso, in A1 Virtus Bologna in testa, inseguono Sassari e Brindisi. Venezia perde proprio a Brindisi per 75-75 a 71-71. La TVB De Longhi Treviso batte Pesaro 85-75 come aveva chiesto il suo tecnico Max Menetti, mettendo in luce tra l'altro un ottimo Tessitori che firma 18 punti e 7 rimbalzi, trascinando i trevigiani alla vittoria, comunque in ogni caso molto sofferta. Sentiamo il servizio, vediamo le immagini della società con Max Menetti. Beh, a dire la verità la prestazione non l'abbiamo riscattata perché oggettivamente abbiamo giocato molto meglio a Trento che stasera, però devo fare i complimenti ai ragazzi, sapete che manco l'autocritica o soprattutto non li risparmio, tra virgolette, diciamo così, soprattutto in momenti dove dobbiamo migliorare. È sicuro che dobbiamo migliorare tanto, ma stasera è una partita molto dura, valeva doppio, si percepiva che valeva doppio, lo sapevamo bene, e quindi siamo stati molto poco brillanti, un po' preoccupati, anche
pasticcioni in certi momenti della partita, ma avere nella testa che era una partita chiave della nostra stagione importante, alla fine ce l'ha fatta portare a casa, perché è un po' quello che succede spesso, che quando tieni molto una partita poi dopo ti viene molto poco. Di sicuro l'unica cosa colpevole sono i 27 punti del primo quarto, e questo assolutamente è stata l'unica cosa veramente negativa di tutta la partita. E poi dopo sono quelle partite dove vengono fuori canestri incredibili, dopo quando stai prendendo un vantaggio sembra che stai prendendo la partita in mano, dopo fai 2 errori di fila, dopo trovi anche 2 canestri impossibili, dopo trovi un giocatore che gioca la miglior partita della sua stagione. Insomma, tutti questi sono film già visti, nel senso che capita. Allora, se parti leggero in una partita del genere, dopo va a finire che la perdi, e invece sentivamo il peso del fatto che valesse doppio, non perché avessimo della pressione, però avevamo nella testa che questa era una partita molto importante, e siccome avevamo nella testa questo, ed era la cosa per me basilare per giocare una partita come questa, alla fine l'abbiamo vinta. Devo dire la verità, anche con un buon margine, seppur non giocando sicuramente una pallacanestro diciamo così bella, o quantomeno pulita, su tutti i 2 lati del campo, però abbiamo tenuto peso a 75 punti. Quando si rimane sotto i 75, di solito, soprattutto nelle partite casalinghe, si riescono a portare a casa. Quindi avevo detto che erano 2 punti che valevano 4 e sono stati tali, quindi faccio i complimenti ai miei ragazzi. Lasciamo Menetti, lasciamo la TVB, lasciamo il Palaverde, ma ci ritorniamo al Palaverde poi, perché parliamo di pallavolo maschile con la Supercoppa che è andata a Perugia e che ha vinto 3-2 contro Modena. Si è giocato solo a Verona, tra l'altro, per quanto riguarda la Superlega, tra i padroni di casa e Piacenza, la spuntata Verona al tie break. Vi dicevo che ritornavamo al Palaverde perché questa sera alle 20:30 il Palaverde ospita l'Imoco Volley Conegliano, che a sua volta ospita Bergamo per il campionato. Santarelli, che vedete inquadrato in questa immagine di repertorio, intanto è stato riconfermato per altri 2 anni tecnico della Croazia. Dopo aver vinto contro Caserta, la formazione di Conegliano ha colto la sua prima vittoria, è stata dopo aver vinto, questo per quanto riguarda Conegliano, ma Caserta, dopo aver perso per 3-2 contro Conegliano facendo anche una bella figura, ha vinto la sua prima gara 3-0 contro il Monza di Danesi. Nella A3 di pallavolo maschile invece per il Motta di Livenza, sorprendente, continua a vincere, continua a non perdere da circa e oltre 10 mesi. Vittoria in casa contro Civitanova per 3-1, testa della classifica a 9 punti e prossimo impegno il 10 novembre in trasferta contro il TPS di Bergamo. Adesso l'angolo dedicato al calcio, cominciando dalla Serie A, qui saprete tutto, insomma, più o meno, no? Dopo l'11ª giornata Juventus ancora al comando, ecco De Ligt che ha segnato, nonostante abbia fatto arrabbiare i tifosi, perché con i tifosi che ospiti, perché c'era questo tocco con il braccio che molti dicevano poteva essere un rigore. Juventus al comando con 29 punti davanti all'Inter 28, Roma 22, Lazio, Atalanta e Cagliari 21, il Napoli a 18, il Milan a 13. Stasera si chiude la giornata con Spal Sampdoria. Andiamo in Serie B, dove le venete e le friulane bene hanno figurato. Ascoli Venezia 1-1 con la rete del trevigiano Gianmarco Zigoni, bene, figlio d'arte. Cittadella Frosinone 0-0, Pordenone batte Trapani 2-1 e Spezia Chievo 0-0. Nella Serie B femminile invece la Permac Vittorio Veneto in casa al Barison contro la Novese pareggia per 2-2. Permac raggiunta in testa da Riozzese e Napoli femminile, tutte a 10 punti. Prossimo turno trasferta a San Marino. Serie C, girone B per il maschile, l'Arzignano vince in trasferta a Fano per 2-0, il Padova, eccoli, passano a Vicenza contro il Lanerossi per 1-0, pareggia 0-0 il Virtus Verona contro Piacenza, mentre stasera si chiude la giornata con Feralpi Salò che affronta la Triestina. La Serie D, il Montebelluna pareggia 0-0 ad Este, un Montebelluna che
comincia di nuovo a fare punti, il Campodarsego vince 2-0 a Belluno, il Mestre vince in trasferta a Rovigo contro il Delta Portotolle per 3-1, la Luparense cede in casa all'Adriese per 3-1, è stata un po' la sorpresa della giornata, il Tamai pareggia 1-1 con Villafranca e l'Union Feltre vince a Verona contro il Vigasio per 1-0. Classifica Cartigliano e Campodarsego 25, Adriese 22, Montebelluna che sale a quota 13, domenica Monte in casa contro il San Luigi. Andiamo nel campionato di eccellenza, domenica le nostre telecamere hanno immortalato e registrato poi le interviste con i tecnici del girone A dove il Giorgione affrontava la Godigese e ne abbiamo approfittato per sentire e fare il punto sulla stagione e sulla partita con il tecnico Esposito. Mister, sono arrivati 3 punti importanti, un 1-2, insomma, però ve l'ha fatta soffrire un pochino questa partita, non l'avete chiusa? Non l'abbiamo chiusa, ma la cura Paganini si vede, senza nulla togliere al mister precedente, però si vede, una squadra viva, tonica, la Godigese, che ha fatto la sua partita come ci aspettavamo. Chiaramente il tempo non ci ha agevolato, però abbiamo avuto 4 occasioni per chiudere la partita, non abbiamo sfruttate, siamo stati bravi a tenere duro e aspettare la quinta. Stavo per dire io, il campo a un certo punto era pesante, era diventato pesante, voi giocate pallo a terra e poi un po' di difficoltà, no? Sì. Infatti il primo tempo anche meno, ma il secondo tempo è stato un po' difficile, però la squadra è stata compatta, ha aspettato le occasioni giuste, sta dimostrando maturità e quello è un bel segnale. Avete colpito nei momenti in cui forse loro stavano tentando di uscire nel primo tempo, poi c'è stato questo violento nubifragio e avete colpito, poi qui nella seconda parte altro colpo definitivo. Sì, diciamo che comunque fa parte anche di quello su cui lavoriamo, cercare di gestire la partita e poi approfittare velocemente con veloci azioni di situazioni che anche cerchiamo di preparare in settimana. Nel primo tempo ci siamo riusciti una volta, nel secondo tempo 3-4, alla quinta abbiamo chiusa, ma i ragazzi sono davvero fantastici, quindi non posso dire niente. Parlavo con il presidente prima della partita e mi diceva vogliamo bassi, però siete in alto. Ma mi sembra giusto, noi vogliamo bassi perché ragioniamo partita dopo partita e l'obiettivo è il miglioramento, la crescita dei giovani, anche oggi ce n'erano 4 in campo, ne abbiamo sempre dei 2002 in campo che nessun'altra squadra ha, soprattutto anche 2 alla volta, quindi per noi è importante questa crescita, è importante che quel lavoro che stanno facendo gli over, i vecchi, veramente fantastici, il gruppo sta crescendo. Ragioniamo partita dopo partita, poi a Natale faremo il primo resoconto e poi vedremo, ci faremo trovare pronti per il rush finale in primavera. Parlava di over, Perosin oggi dappertutto. Perosin, Nicoletti, insomma è difficile, ma Just Beirace è un under, ma sembra un over, quindi ma è difficile trovare qualcuno che abbia giocato una partita negativa, soprattutto poi appunto considerando il campo che non si addice alle nostre caratteristiche, ma bisogna essere bravi a interpretare le situazioni che ti trovi. Questo Esposito, complimenti al Giorgione che è in testa al girone A, mentre nel girone B torna in testa il Porto Mansuè che approfitta del pari tra San Donà e Portogruaro e della sconfitta del San Giorgio Sedico. Rimane in ultima posizione l'Eclisse Careni Pievegina, di cui vediamo appunto il tecnico Stefano Della Bella, dopo il pareggio con Noale. Penultimo, e qui c'è la sorpresa, forse il Lia Piave di Mauro Tossani che cede 4-2 all'Istrana. E adesso lasciamo il calcio e parliamo di, una volta quando si diceva calcetto si arrabbiavano giustamente quelli del futsal o del calcio a 5 come si deve dire. E allora andiamo ancora a Prata di Pordenone per il campionato di Serie B nazionale. Il nostro servizio è con il presidente Simone Maccan. Giannatasio Dario, autore di quella bellissima rete su calcio d'angolo che ha sbloccato il risultato e portato a casa i 3 punti. Insomma, ce la siamo sudata? Sì, è stata combattuta fino alla fine, anche perché loro con il portiere hanno creato molte occasioni e hanno tentato di pareggiarla, però va bene così. Ve l'aspettavate un po' più facile oggi o meno? Nessuna partita è facile per noi, siamo un gruppo nuovo e il livello del campionato medio è molto buono, quindi dobbiamo sudarcela con tutti e combattere fino alla fine. Secondo voi cosa avete sbagliato per soffrirla così tanto? Secondo me abbiamo fatto troppi errori sotto porta, potevamo fare molti più gol, anche la partita scorsa,
e quindi dobbiamo lavorare su questo. Grandine, e vai, ha segnato Giannattasio Dario per il Macana. E avete sentito anche la felicità del commentatore Dario Giannattasio, il giocatore che ha segnato, che ha dato insomma il via alla vittoria della formazione di Serie B nazionale, il Prata di Pordenone. Bene, complimenti, domani ascolteremo il presidente, questo era il giocatore come avete capito. Passiamo al basket per chiudere. Ponzano, siamo sul femminile, derby vinto contro le Giants di Marghera, no, questo è la Ruker Sanve, ma la vediamo poi. Giants Marghera 91-73 per Ponzano, si sale a quota 4 punti in classifica, il prossimo turno vedrà le ragazze di Campagnolo, eccole qui, impegnate in trasferta contro il San Giorgio, penultimo della classe. In Serie B, vi dicevo, allora la Ruker Sanve continua a vincere, settima vittoria su 7 incontri contro la Gilbertina Soresina, ultima in classifica, vittoria netta per 80-67. Ruker davanti a tutti con 14 punti, sempre a braccetto con la Virtus Padova. Prossimo turno casalingo contro Gilmar Lecco. E con questa notizia termina il nostro appuntamento dedicato al mondo dello sport. Noi ci risentiamo domani, solita ora, soliti canali. Buona giornata a tutti voi.